Due ciacole al caffè. Incontri con persone, personalità e personaggi per chiacchierare del passato, del presente e dell'avvenire della nostra città. Due ciacole al caffè. Ogni 15 giorni un nuovo appuntamento. E il prossimo ospite potresti essere tu. Incontriamoci per Due ciacole al caffè. Buon pomeriggio e benvenuti a Due ciacole al caffè. Qui al Baruffino oggi incontro Pierluca Donì. Ciao Pierluca. Ciao. Ma che bella giacca che hai. Piace? Ma che giacca è? Da direttore di Arteven, da assessore alla cultura del comune, da illustre cittadino che lavora nel territorio ma che vive a Chioggia. Che giacca è? Da uomo infreddolito, per cui mi sono messo la giacca. Vabbè, diplomatico. Allora senti, facciamo così, oggi le due chiacchiere le facciamo senza giacca, così possiamo raccontare di te qualcosa che magari non è noto a tutti. Posso tenerla. Puoi dai. tenerla, dai, sì. Facciamo metaforicamente senza giacca. Allora, lavorando su questa metafora, caro il mio non assessore, come sta il nostro non teatro? Io sono la sintesi del non teatro, essendo che la mia invenzione poi sono state le baruffe in calle, per cui in assenza di teatro io ho portato il teatro nelle calli e quindi io non ho bisogno di un teatro. La cittadinanza La città sì, magari. E sarebbe anche il caso di finirlo. Purtroppo, come al solito, i teatri sono importanti, sono necessari, sono momenti di grandissima aggregazione sociale, nascondono tutto e amplificano tutto, ma in questo momento qua la congiuntura economica non determinata da mala gestione ma dal patto di stabilità, da questo sistema tecnico per contenere la spesa pubblica, ci mette in difficoltà e quindi ci vorrà più tempo di quello che inizialmente si pensava. Insomma, contiamo prima o poi di averlo, anche perché contiamo sul fatto che tu, anche se le risorse sono quelle che sono, insomma, hai tutti i numeri per poterlo fare. Infatti di qualche giorno fa la notizia è che sei uno tra i 1000 innovatori del Nord-Est. Lo sapevate? Che cosa hai innovato? Non lo sapevo neanche io di essere uno dei 1000 innovatori, però così ti è stato... No, sono stato molto, molto contento di essere individuato tra le 1000 persone, insomma i 1000 pensanti di questo Intanto territorio. questo premio è, cioè questa iniziativa è, magari così ce lo spieghi un attimo. Ma è la candidatura del Nord-Est come capitale della cultura nel 2019, quindi c'è tutto un percorso che viene fatto dalle città e dalle imprese insieme per sostenere questa candidatura che è molto interessante, ci sono dei competitor, il Veneto si sta giocando insieme al Friuli, al Trentino Alto Adige e alla provincia autonoma di Bolzano. Si sta giocando le sue carte e tra le carte che si gioca c'è anche qualche idea mia, qualche idea di innovazione, qualche idea che serve per riempire un po' un grande contenitore dove ci sarà dentro di tutto, ovviamente, perché sotto la parola cultura ci sta moltissimo. Qualche idea tua? Qual è? Ce la dici? Che ha meritato appunto questa menzione tra i 1000 innovatori del Nord-Est? Non c'è un'idea in particolare che ha, è un po' un percorso, il mio percorso personale sul piano della diffusione della cultura, di portare la cultura anche dove non c'è mai stata e di trattare la piccola comunità come la grande comunità, insomma, attraverso il teatro. 30 anni di investimento, oggi se i nostri teatri non sono pieni, perché poi il teatro pieno non è che sia una... Parliamo di teatri del Veneto. Teatri del Veneto ovviamente hanno la percentuale di occupazione tra capienza e numero di spettatori che ci vanno più alta d'Italia, è perché sono 30 anni di investimento dal teatro per ragazzi e bambini, portare le famiglie, cioè far sì che il teatro sia un fattore normale, cioè è normale andare a teatro, come si mangia, il cibo per la mente, il teatro, come un libro, come leggere un quotidiano, cioè bisogna facilitare l'azione di frequentare il luogo teatrale dove c'è la crescita civile, tutti i paroloni che si possono usare, poi nel concreto è insomma, il manifesto della cultura, c'è tutto un grandissimo movimento che riporta al centro la cultura dicendo che la cultura è anche un bene economico. Io sono un po' perplesso su questo perché poi concentrarsi troppo su ragionamenti economicisti
economicistici o ragionieristici forse non ci fa bene. Nel senso che poi nei primi anni 90 l'idea di efficienza e efficacia dell'investimento culturale non credo sia stata una grande idea. Oggi, col senno di poi, è facile dirlo. Bisogna sostenere altri vettori della cultura. È un bene immateriale, la gente rompe meno le strade, spacca meno vetrine, si ha cultura, insomma, questa è un'idea ovviamente. Fa prevenzione sociale, prevenzione della tossicodipendenza, della difficoltà. È un fattore che è indispensabile, necessario per la crescita civile. Se non c'è quella, diventa un problema, si amplifica. Grazie. Si amplificano altri problemi. Quindi anche se non è immediatamente monetizzabile. Quindi... Non lo è mai e non deve essere monetizzabile. Non deve essere monetizzabile. Perché se è monetizzabile non è più cultura, è qualcos'altro. L'imperfezione del PIL esce proprio da queste situazioni. Oggi la felicità non è possedere, ma essere, e quindi siamo in una situazione nella quale viene ridiscusso un po' tutto. In un momento di crisi è chiaro che la prima idea che ti viene è eliminiamo l'effimero. Ma non è effimero. La cultura non è effimero, sicuramente. No, assolutamente, tutti noi siamo figli della nostra cultura, brutta, bella che sia, siamo figli di una cultura. Già spostarci da qui in Nicaragua probabilmente avremo una cultura diversa, quindi noi siamo la nostra cultura. Aiutarci in questo significa diventare più grandi, diventare più bravi, persone più civili. Se io dovessi riportare questo nella mia città, credo che il fattore culturale potrebbe giocarsi una carta fortissima, giocare sulla città d'arte, il turismo, insomma un sacco di cose che potremmo mettere in cantiere attraverso il fattore culturale. Certo, se lo valutiamo costi e ricavi diventa un problema. Chiaro. Senti, per arrivare anche un po' alle tue origini, nel senso che questo è un riconoscimento che insomma dà risultato a te, dà visibilità a te, ma insomma ricade positivamente anche sulla città, insomma, visto che tu vivi e operi anche qui. Ma tu nasci proprio come attore, no? Molti anni fa, quindi cioè, il tuo approdo al teatro è un approdo che parte da dentro di fatto. Io veramente nasco come musicista. Beh, prima ancora, da bimbo. Io volevo fare il musicista. E cosa volevi suonare? Volevo suonare il pianoforte. Che ancora suoni, infatti. Che ancora ogni tanto suono con mia figlia, perché il mio sogno era quello di diventare un grande pianista. Poi il tempo mi ha fatto capire che per diventare un grande pianista bisogna studiare tanto. Io non è che avessi molta voglia di studiare tanto, di stare molte ore, perché mi piace anche stare molto con gli amici, che ho ancora. E quindi ho un po' tenuto come hobby. Beh, però poi il teatro, insomma, anche quello si studia e tu l'hai studiato. Sì, però come dire... Eri più grande. Ma soprattutto era proprio la mia materia, nel senso che non ho fatto nessuna fatica né di natura mnemonica né di atteggiamento né di fisico ad imparare anche molto velocemente attraverso un'accademia il gioco del teatro, perché è il play. Sì. Poi tu sei stato a Roma e poi sei anche tornato. Sono anche tornato perché poi l'ambiente da fuori è fatto in una certa maniera, ha una sua visibilità, insomma lustrini e paillette, da dentro ha delle dinamiche che qualche volta non sono accettabili. E ho deciso di tenere all'interno della mia vita, cioè di investire la mia vita nella cultura teatrale, più che nel teatro del fare o della spettacolarizzazione. E questo mi ha portato anche fortuna, devo dire la verità, perché non tutte molti, eravamo in tanti quando siamo partiti, io ce l'ho fatta insieme ad altri colleghi. E poi insomma questa mia propensione poi per la curiosità mi ha portato a interessarmi dell'argomento teatrale anche a livello nazionale, bla bla bla. E tutto quello che è venuto dopo, insomma tutti i tuoi anni di direzione di Arte Ve e poi adesso l'incarico d'assessore alla cultura nella città di Chioggia, che è anche, posso dire anche per chiudere, poi lasciarti bere il caffè, anche un po' un riconoscimento al fatto che tu hai sempre vissuto a Chioggia, nonostante tutto, cioè tu hai sempre lavorato fuori però hai sempre voluto vivere a Chioggia, quindi che cosa... Per chiudere anche con una battuta, che cosa ha di teatrale questa città che ti ha tenuto qui? Sono un po' spaccato in due in questo, cioè, da una parte o è una mania quella di vivere in questa strana comunità, quindi una patologia. Forse anche incurabile probabilmente, oppure devi vederla da un altro punto di vista, e cioè che questa è una città che ha una
soltanto insomma, una buona qualità della vita. Io che giro molto posso dire che in questa città si sta bene. E dopodiché ha i suoi difetti come tutte le città, però insomma, invito tutti ad andare a vivere nelle periferie delle grandi città. Insomma, questa è una città dove non ti senti mai solo, difficile deprimersi, fai un giro in piazza, saluti sempre qualcuno, la gente ti saluta, quindi è una città ancora molto aperta e molto vivibile. E non credo si rovinerà facilmente perché questo isolamento poi fisico e culturale l'aiuta molto a non essere come le altre. È una città anche autarchica, anarchica e quindi da questo può nascere, come al solito, l'anarchia e l'autarchia, anche il grande talento. Ha una grande tradizione teatrale, insomma, Goldoni non a caso ha scritto La Baruffa, non a caso insomma, i grandi autori, Casanova, Goethe, insomma, sono passati in qualche maniera da questa città, Pasolini la frequentava, quindi è una città strana. Nella sua stranezza ha questo vantaggio di essere un lungo corso di idee, un lungo corso di comunicazione, un posto dove ci si dà le pacche sulla spalla, ci si odia, ci si ama. Quindi. E ha questa malia che trattiene. E questi colori straordinari di questo acquerello che è bellissimo, insomma, poi ieri sera vedendo i David di Donatello, il fatto che abbia vinto Zhao Tao come attrice protagonista, che questo film sia stato girato anche oggi, questa a me mi ha riempito il cuore, mi dispiace per Andrea Segre che era il regista e non ha vinto lui come miglior film, ma so che era lì, insomma ci siamo anche sentiti. Protagonista di Io sono lì, grande film girato a Chioggia. Con una fotografia straordinaria, insomma se questa città è un set naturale non lo deve a noi abbiamo il dovere e l'obbligo di mantenerla così. Però insomma sti colori sono un dono di Dio. Grazie Pierluca. Grazie a voi. Allora, buon caffè Grazie. e alla prossima quando Ciacola al caffè. Buon pomeriggio.